E allora eccoci qua anche questa settimana, anche questa sera, con il nostro appuntamento del Memento. Lo ricordiamo, è la nostra rubrica, chiamiamola così, il nostro intermezzo all'interno della puntata di TV7 Match, nella quale torniamo a parlare di argomenti di cui abbiamo già parlato, magari appunto perché ci sono delle novità, e quindi vi teniamo aggiornati su quelli che sono stati gli avvenimenti che abbiamo anche già trattato in trasmissione, Ermanno. Noi questa sera parleremo della tragedia del ponte Morandi, perché in proposito ci sono delle novità. Sì, l'inchiesta che ha portato avanti la magistratura ha concluso che c'erano delle gravi, responsabilità nei confronti di chi non aveva manutenzionato il ponte. E lì però c'è un po' da scavare, cercare di capire effettivamente fin dove c'era la responsabilità del progettista e dove incomincia la responsabilità di chi aveva la necessità, cioè l'obbligo di fare la manutenzione. E quel ponte doveva essere sicuramente manutenzionato perché era un ponte a rischio, ma abbiamo con noi un esperto appunto e in queste cose ci può aiutare, l'ingegner Di Tella. Certo, l'ingegner Vincenzo Di Tella, che lo ricordiamo per i nostri telespettatori, è un esperto di costruzioni offshore, quindi costruzioni di mare, perché c'è da dire che il ponte Morandi a Genova era un'opera che, tra virgolette, era esposta al clima marino, è corretto? Certo, tanto quindi buonasera a tutti. Certo. Sì, effettivamente è così. Cioè, lì purtroppo, come anticipava anche il professore prima, c'è anche un problema di scelta progettuale, perché quegli stralli che dovevano mantenere l'impalcato del ponte erano in cemento armato. Cemento armato noi sappiamo che è un agglomerato molto usato nelle costruzioni, ma che sostanzialmente reagisce molto bene alla compressione. Non è fatto per reagire alla trazione, e dove è previsto che ci sia trazione, queste strutture vengono assemblate in maniera da poter precomprimere il manufatto, in modo che poi durante l'operatività, nel momento in cui ci sono questi carichi che tenderebbero a farlo lavorare in trazione, rilascia quella compressione che aveva, ma non arriva mai, non deve mai arrivare alla trazione. Certo. Perché se si arriva alla trazione si generano delle microfessure sul cemento e quindi rendono l'armatura attaccabile dagli elementi esterni, quindi soprattutto in zone di mare come la Liguria, Genova, vicino al mare, evidentemente l'area salmastra, sappiamo benissimo, anche per le costruzioni normali c'è un deterioramento maggiore di quello che si ha in altri siti. E quindi lì effettivamente questo effetto, questa scelta del precompresso per far lavorare dei tiranti è una scelta poco usata. Direi che nel mondo non ci sono ponti sospesi con i tiranti in cemento armato. In genere i tiranti sono in acciaio. Certo, e quindi possono essere... approfondire un attimo il concetto del precompresso, perché naturalmente i nostri telespettatori possono non essere a conoscenza. Precompresso vuol dire che si mettono dei cavi e si mettono in trazione i cavi, poi c'è un container, uno stampo dove si prepara la gettata, i cavi vengono messi dentro lo stampo in trazione, poi viene messo il cemento che viene a sua volta pressurizzato e quando viene consolidato si rilascia la trazione, per cui i cavi che erano in trazione comprimono il cemento. Bravo. Comprimono il cemento in modo che quando poi questo manufatto, questo può essere in genere sono gli impalcati del ponte che vengono fatti così, mai i tiranti. Io non ho mai visto
un tirante di un ponte sospeso in cemento armato, cioè credo che quello di Genova... Anche perché ha un altro fattore, che il peso, la quantità di cemento, il peso che ha, va a incidere sulla tenuta dei cavi e se il cemento poi cede fa delle fessurazioni, come diceva lei, e questo naturalmente permette all'acqua salsa di entrare e corrodere i cavi, ma questo naturalmente non si sa quando succederà. Invece normalmente, come il porto di Brooklyn, che viene normalmente manutenzionato mettendo antiruggine, perché naturalmente poi col tempo diciamo che l'acciaio ha il vantaggio intanto di essere esposto e quindi di visualmente vedere se è attaccato o meno dalla ruggine, e comunque viene protetto con cicli di manutenzione previsti, per cui l'acciaio viene tenuto in perfetta efficienza durante tutta la vita Ma questa è la prima parte, la seconda parte invece è la non manutenzione. Esatto, allora un'opera di questo tipo che appunto nasce già con questo, diciamo, handicap, perché sicuramente è un handicap far lavorare dei tiranti, delle strutture di cemento armato come tiranti. Ha bisogno innanzitutto, perché questo non lo sappiamo purtroppo perché poi i dati che sono stati pubblicati non lo dicono, se anche il cemento fosse adatto per questo tipo di impiego, perché quello che io so che per le strutture in mare viene usato un cemento pozzolanico che ha la caratteristica di essere molto compatto quando viene costruito e quindi diciamo in grado di proteggere l'armatura. E non consentire l'infiltrazione. Non consentire l'infiltrazione, perché la cosa da evitare in questi casi è fondamentale l'infiltrazione di acqua sull'armatura, perché nel momento in cui l'armatura viene in contatto con l'acqua del mare comincia a ossidarsi e quindi perde quelle capacità di resistenza che deve avere. Certo. Perché tutto il carico viene sopportato dall'armatura, non dal cemento. Il cemento deve fare soltanto da protezione. E quindi ci voleva manutenzione. E quindi ci voleva una manutenzione molto più oculata e molto più spinta di quella che invece hanno fatto, evidentemente. Cioè, sembra che sicuramente il verdetto è stato che c'è stata una carenza, una mancanza di manutenzione con gravi colpe per chi doveva fare questo però precedentemente erano già stati cambiati due tiranti. Due tiranti precedenti che erano stati, avevano visto che c'erano questi problemi, erano stati affiancati con dei tiranti in acciaio. Quindi è stato rinforzato il tirante aggiungendo esternamente dell'acciaio che andava a irrobustire, a diminuire la pressione sul cemento. Che teneva lui il carico del ponte, quindi diciamo è stato sicuramente quello che doveva essere fatto anche sugli altri tiranti. Ecco, se la regia ci fa vedere un attimo questa immagine a tutto schermo, sì, esatto. Eccola qua, eccoli qua, i tiranti che naturalmente sono sottoposti a delle pressioni notevoli, ma c'è un altro fattore, che se fossero stati diciamo non sottoposti a vibrazione, ma invece il traffico che passa sul ponte, ingegnere. Questo sicuramente, diciamo che il traffico su una struttura di questo tipo qui impone anche carichi dinamici di un certo rilievo. Questo succede anche per gli impalcati, per la verità, perché anche un impalcato col passare delle macchine, dei camion, eccetera, eccetera, subisce delle vibrazioni. Tra l'altro in alcuni casi proprio si sente, anche se uno si ferma in macchina sulla piazzola lo sente, no? E qui evidentemente la struttura è molto, tra l'altro dal punto di vista visivo è una struttura molto bella, si presentava molto bene all'osservatore, no? Non è che quello che è stato fatto adesso non sia bello, anzi direi che nella sua semplicità e nella sua essenza è una struttura molto bella ma anche molto efficace, perché il nuovo ponte, come si può vedere in questa chart, tutti i piloni in cemento armato che quindi resistono benissimo a compressione, ma tutto l'impalcato è fatto in acciaio, è stato fatto dalla Fincantieri in acciaio, quindi insomma è una struttura, ripeto, bella, essenziale
è molto efficiente. Intanto è stato possibile anche farlo in brevissimo tempo, certo. perché appunto l'acciaio, i cantieri navali sono attrezzati a farlo in maniera, realizzarlo con delle tecniche di saldatura in maniera molto talvolta veloce. l'estetica va in conflitto con quella che è la dinamica e l'ingegneristica. No, lì bastava soltanto fare quello che poi è stato fatto dopo, i tiranti invece di farli in cemento armato farli in acciaio. Sostituirli. Ma anche all'inizio, proprio in fase di costruzione, se Morandi fosse stato un po' più, non fosse stato così sicuro che la manutenzione sopperiva ai problemi, perché chiaramente una buona manutenzione evitava che questo permette che l'opera si mantenga negli anni. Vediamo un contributo, il contributo dove si vede l'acciaio che esce fuori dalla... Certo. Sì, era un'immagine che tra l'altro la regia aveva proposto in precedenza. Ma anche il cemento non è... Cioè, si vede che è una foto della perizia, è una foto della perizia dell'incidente probatorio appunto che è stata depositata. Si vede la proporzione del cemento rispetto all'acciaio che c'era dentro e la quantità di cemento che pesava sulla tenuta messa in diagonale dell'acciaio. Non sembra un cemento di quelli fatti per garantire l'impermeabilizzazione, capisci? Sì, esatto. Cioè, adesso ripeto, io non so, loro avranno fatto sicuramente delle indagini, certo io questo non lo so, però credo che non sia un cemento pozzolanico quello lì. Sì, ecco, c'è da dire un particolare ai nostri telespettatori. Il cemento, ci sono dei progetti americani che poi li hanno esportati anche in Africa perché non sono necessarie di grandi manutenzioni, sono dei pescherecci fatti in cemento pozzolanico. E hanno avuto grandi risultati perché non essendo in ferro non hanno bisogno di continua manutenzione, quindi tenevano molto di più e tutto sommato rapporto ferro-cemento conviene il cemento perché è più leggero nella struttura, perché si hanno spessori molto bassi rispetto invece a quelli che dovrebbero essere gli spessori del ferro. Nel momento in cui si riesce a preservare l'armatura di acciaio dall'infiltrazione d'acqua, il misto ferro-cemento può essere un'alternativa. Infatti ci sono sicuramente delle barche fatte in ferro-cemento che hanno appunto il vantaggio di avere scarsa manutenzione. Chiaramente poi lì c'è un problema anche di fouling, cioè ci sono anche altri problemi, ma sicuramente se il cemento è fatto bene, se viene fatto in maniera corretta, protegge bene anche l'armatura interna. Il problema è evitare che l'acqua di mare entri in contatto con l'armatura. Questo è nel caso di un'azione corrosiva come le zone esposte al mare si può constatare anche sulle abitazioni normali. Credo che nella zona di Genova la manutenzione è un po' nelle zone marine la manutenzione è maggiore di quello che si ha per le zone interne. Questo è un dato di fatto, insomma. Certo, ma la cosa importante è che adesso appunto la perizia che è stata depositata per l'incidente probatorio conferma o comunque asserisce che è proprio la mancanza di manutenzione la causa del crollo. La fermerei un attimo perché noi abbiamo un servizio su questa cosa qua. La ascoltiamo un attimo perché poi c'è anche un altro aspetto da sentire, vediamo. Va bene. A far crollare il ponte e il cedimento di uno strallo era corrosa la parte sommitale del tirante della pila numero 9, si legge nella perizia acquisita in incidente probatorio sulle cause del disastro nel quale morirono 43 persone. Ed era corrosa perché per anni controlli e manutenzione sono stati inadeguati. Dal 1993 non sarebbe stato eseguito nessun intervento che potesse arrestare il processo di degrado sulle pile 9 e 10, scrivono i periti del GIP. La tragedia si poteva evitare. È la conclusione di 467 pagine, 14 capitoli fitti di numeri e immagini nei quali si analizzano i resti del viadotto sul Polcevera collassato il 14 agosto 2018 trascinando con sé le vetture che lo stavano attraversando. Un importante tassello nella ricerca della verità, commentano i familiari delle vittime. I nostri cari sono stati uccisi.
Nel documento in mano alla Procura gli esperti ripercorrono anche la storia del ponte dalla sua costruzione. Gli ingegneri sottolineano i difetti costruttivi ma precisano le indicazioni del progettista Morandi sono state trascurate nel corso del tempo. Era stato lui stesso a richiamare da subito l'attenzione al rischio di corrosione dei cavi. Ecco, vede, anche lo stesso Morandi aveva sollecitato, sì, no? Certo, chissà come lavorano i componenti strutturali di un'opera, eccetera, si rende conto di questo. Quindi lui sapeva benissimo che chiaramente se non ci fosse stata una manutenzione che in grado di prevenire la corrosione delle armature interne, succedeva quello che poi è successo. Cioè, non è che ci voleva un indovino, voglio dire. Dal 1993, quindi sì. 17 anni di... No, 23 anni, chiedo scusa. 27 anni 27 anni, cioè, di assenza. È un'opera, cioè, una carenza corposa, direi. Cioè, però diamo ulteriori informazioni in merito a questi progetti. Questo ponte, che era molto affascinante da un punto di vista certo. architettonico e estetico, non reggeva, però fu fatto anche in Sud America e in altri posti e fu naturalmente poi abbattuto prima che cedesse, perché evidentemente anche questa manutenzione è estremamente onerosa e ha fatto un calcolo vantaggi, costi e vantaggi, e hanno finito con il sostituire il ponte. Naturalmente non era un ponte di queste dimensioni, ma lo hanno fatto. Questo vuol dire che c'era un difetto di base, ma naturalmente questo era a conoscenza dei manutentori e questi manutentori dovevano attivarsi. Dovevano farsi carico. Ecco, cioè, quindi la responsabilità alla fine è di chi, chi poi eredita una struttura di questo genere, che deve essere sensibile e attento, perché la struttura non sempre poi si comporta come in è questo previsto caso dal progetto. Specifico abbiamo visto proprio nel video che due tiranti che erano stati manutenuti in maniera corretta erano stati proprio sostituiti dai tiranti normali tiranti d'acciaio che vengono poi manutenzionati facilmente con poco di antiruggine, ma certo, i costi di manutenzione. Abbiamo visto questa eredità di questi impianti, che poi non è solo la responsabilità di chi li fa, ma anche di chi poi li riceve. Allora passiamo la pagina e entriamo nel Mose. Cosa erediteremo di questo Mose? Perché, ripeto, è giusto e va bene che il Mose funzioni e che fermi l'acqua, però le problematiche che noi abbiamo anticipato e che lei ci ha dato una mano per spiegarle rimangono. E quindi è giusto che ci si ponga il problema di questa manutenzione, perché abbiamo sentito, è venuto qui uno dei ingegneri che hanno seguito la costruzione del ponte, che ha eseguito la costruzione del ponte, che in questo momento è anche il commissario. Normalmente ci dovrebbe essere 35 persone che fanno manutenzione, ce ne sono 95, perché in questo momento il ponte non funziona a livello di automatismo, ma deve essere supportato da un lavoro manuale e insomma tirare su e giù con 95 persone è un costo che si era previsto di qualche centinaio di milioni all'anno. Probabilmente questo cambierà. Qui ci sono due problemi. Sì. Un problema è proprio di progettazione, sì, e poi un problema di manutenzione. Ora, come abbiamo avuto modo di dire in diverse occasioni proprio in questa rubrica, cioè il Mose manca di un progetto degno di questo nome. Noi non sappiamo in condizioni perché quello che è stato fatto fino adesso ha funzionato e funzionerà, perché voglio dire si vede che funziona, sono chiusure delle bocche di porto in condizioni di mare che sono condizioni minime, cioè, che non hanno nulla a che vedere con quelle che sono le onde di progetto. Le onde di progetto sono 4-5 volte più alte di quelle che si sono verificate in questi casi di
di chiusura. E quindi diciamo, anche lo stesso progettista, io ho letto proprio in questa, cosa dice il progettista, che a chi gli chiedesse, ma allora adesso dopo questo il MOSE funziona? Cioè, no, ci vuole tempo, ci vuole ancora tempo perché bisogna aspettare anche le condizioni estreme. Ora, cioè, anche un'affermazione di questo tipo, secondo me, cioè, mette un po' di allarme. No, non ha nessuna logica, perché io ho progettato in giro per il mondo, la mia società, oltre 100 strutture, ma noi per collaudarlo non aspettavamo che arrivasse l'onda dei 100 anni. Cioè, il collaudo di un'opera si fa su un progetto, un'opera progettata con criteri statistici come il MOSE. Cioè, non è un ponte. Noi abbiamo visto che per il ponte Morandi, finita la costruzione, sono passati un certo numero di autocarri pieni, eccetera, che realizzavano i carichi massimi al centro della struttura. Una volta che si è verificato che funziona, in una settimana, un'opera offshore, un'opera che è in mare. No, io non posso chiedere al Padre Eterno che mi mandi l'onda che mi verifichi l'opera. Cioè, non esiste da nessuna parte questa cosa. No, ma lo posso fare perché oggi noi abbiamo i mezzi, dei computer, dei sistemi per poterlo controllare. Questo è quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Quindi diciamo che nonostante, e questo chiaramente fa piacere a tutti e soprattutto ai veneziani, in queste situazioni il MOSE è stato in grado di proteggere Venezia e soprattutto la Basilica di San Marco, che sappiamo che versa veramente in gravi situazioni perché si allaga continuamente, ma anche se non la proteggono, anche quando sarà in funzione effettiva ci sarà questo problema. Il problema è che non si è sicuri, cioè non esiste la certezza che questo possa avvenire in tutte le condizioni di tempo ambientali che si verificheranno. Però la presenza del MOSE presenta anche un'altra problematica. Esatto, e questo è un primo aspetto. L'altro aspetto invece è anche poi il progetto dell'impianto e quindi la sua manutenzione. Anche in questo caso, da quello che si è letto, da quello che si sa, è mancato proprio questo progetto di sistema dell'impianto. Cioè non è possibile che ormai, credo che siano passati 4 anni che il MOSE è stato quasi completato, no? Sono state installate tutte le parate, eccetera, e ancora non esiste l'impianto e il sistema di automatismo di questo impianto. Cioè non ha senso una cosa del genere, cioè è urta contro proprio, come dire, il DNA di un progettista. Cioè se io completo un'opera, cioè quando noi consegnavamo una piattaforma con gli impianti, eccetera, dopo il commissioning, dopo aver verificato che tutti gli impianti, tutti i componenti sono perfetti, eccetera, 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 si dava all'operatore, l'operatore si mette a lavorare il giorno dopo, non è che ha bisogno di anni per fare le prove, per metterle in funzione. Quindi anche in questo caso è mancato un approccio sistemico di progettazione di questi impianti. In più è evidente, questo l'abbiamo visto anche delle foto, no? Ci sono dei componenti progettati male, nel senso che anche gli impianti, il materiale con cui sono stati realizzati non era un materiale adatto. Ci sono gli steli dei tensionatori che sono ossidati. Vabbè, ma questo qui farà parte della manutenzione, ma poi il MOSE ci pone un altro problema adesso. Cioè il MOSE diventa un ostacolo per l'andamento del porto, e il porto naturalmente ha bisogno di entrare e uscire, le navi non possono aspettare perché il costo di una nave, quando la nave è ferma, ha un costo che supera quello che sono i vantaggi del trasporto navale, e quindi cosa facciamo? Perché sembra, da quello che abbiamo anche dei dati da quando il MOSE si è messo finalmente a funzionare, che le navi non possono più uscire tranquillamente, quindi si ripropone il problema dell'apertura di porto. Ingegnere. E qui allora, bisogna dire comunque che in questa situazione, non essendoci sistema di controllo e comando dell'impianto, anche i tempi si allargano, perché loro per azionare questo partono la mattina 3-4 ore prima, eccetera, quindi hanno bisogno di un tempo maggiore di quello che sarebbe stato strettamente necessario se fosse stato un sistema efficiente, funzionante e completo. Quindi questo incide moltissimo sulla durata di chiusura delle bocche di porto. Quindi
D'altra parte, quello che si è visto, ma questo non c'era bisogno, questo si sapeva, Dal Pauso lo dice credo da 20 anni, no? Che con l'aumento dell'incremento del livello medio mare, ed è ormai acclarato che l'incremento del livello medio mare è di 33 centimetri, da quando è iniziata la progettazione, eccetera, ci sarebbero stati questi aumenti di chiusure, necessità di chiusure delle bocche. Quando è stato fatto il progetto, maree di 130 centimetri erano previste 2-3 all'anno. Adesso già noi si sono verificati 10-15, cioè nel giro di 2 mesi, quindi è evidente che le previsioni fatte in fase di progetto erano, diciamo, erano ottimistiche, diciamo, usiamo una parola per non dire sbagliata. Certo. Questo evidentemente pone proprio in più quello che era stato previsto per poter comunque permettere il passaggio, non certo ai ritmi normali, ma comunque un passaggio tra mare e laguna delle navi con la conca di navigazione di Malamocco. Anche questo, nonostante sia rotta lì ormai da 3 o 4 anni, perché appena installata la bocca di porta con una piccola mareggiata si è collassata, quindi non funziona, non l'hanno aggiustata, e in più questa conca è piccola per le navi che dovrebbero entrare dentro, anche questo è un altro errore di progettazione, cioè lì dove si tocca si trovano errori. E quindi diciamo questa conca non funziona, e allora adesso lasciano passare per Malamocco, aprono una cosa secondo me pericolosissima, aprono un certo numero di paratoi o addirittura non le alzano neppure per far passare le navi. E lì si crea un gorgo di acqua. E lì si crea un gorgo. No, perché c'era un altro aspetto invece poi che riguarda le grandi navi, perché quelle turistiche, diciamo, perché nell'ultimo comitatone improvvisamente tutti sono stati d'accordo nel dire che le grandi navi devono uscire dalla laguna, e quindi si riapre il tema del porto fuori dalla laguna. Anche di questo noi ne abbiamo parlato. Certo, che cosa succede adesso? Allora intanto sembra, per la prima volta che ho sentito dire delle cose che hanno un senso per chi ha fatto progetti, che vogliono fare un call internazionale, una banda di gare internazionale, perché c'era stato un progetto nostro, galleggiante, è stato un altro progetto della Duferco, fisso, eccetera. Ci sono stati diversi progetti, diverse cose, eccetera. Però ognuno di noi infatti non l'avevamo chiamato progetto, l'avevamo chiamato progetto di massima, perché avevamo noi scelto delle condizioni di progetto, il tipo di nave, quante navi, eccetera, eccetera. Ma non è giusto che sia così. I dati di progetto li deve fornire il committente, l'autorità portuale, lo Stato, chi fa un piano strategico e dice: io voglio che a Venezia arrivano un certo numero di navi all'anno, con le dimensioni massime siano queste, quest'altra, eccetera, e in queste condizioni. Dopodiché si può fare una gara. E con la gara si vede qual è il progetto che in maniera ottimale realizza questi requisiti, perché prima erano il nostro con un certo numero di navi, quello di fare messi insieme erano come mettere insieme, cioè, patate e fagioli, a chi piace più la patata, a chi piace più il fagiolo, ma non sono cose comparabili. Certo, quindi mancava l'esigenza dell'utilizzo dei sistemi portuali. Esatto, quindi quello che noi adesso credo che abbiamo fatto anche un comunicato, perché poi non avendo un ruolo istituzionale, più che far scrivere sui giornali, parlarne in televisione, non possiamo fare altro, no? Proprio noi diciamo alla committenza di definire bene quelli che sono i requisiti per questo porto fuori dalla laguna. Dopodiché, chiaramente noi con la nostra soluzione galleggiante faremo la nostra parte, come l'abbiamo fatto nel passato, la faremo adesso. Altri faranno la loro parte, dopodiché chi deve decidere? Arriveranno anche altre proposte. Io penso che anche dall'estero, trattandosi di Venezia, arrivano delle altre proposte. Non è detto che la nostra sia la migliore, cioè, sulla base di condizioni comuni, condizioni di progetto comuni, si potrà scegliere la soluzione migliore per Venezia. Anche il discorso del project financing di cui Duferco parla, eccetera, è un discorso che
non deve fare... Io posso proporre una cosa del genere, ma chi sceglie? È lui che decide se vuole fare il project financing oppure lo vuole... Certo, l'importante diciamo è che quello che è stato detto all'ultimo comitatone poi si trasformi in qualcosa di reale, in azioni. No, attenzione, quello che ha detto il comitatone è un passo avanti, Sì, è un passo ma molto... nasce come le primule, nasce d'improvviso perché cercano di fare un'altra cosa. Allora, il porto di Venezia, bisogna partire un pochettino più indietro, il porto di Venezia è un porto fondamentale per Venezia, ma è un porto fondamentale anche per il retroterra. Dell'Europa, sì. Quindi non possiamo dire facciamo il porto fuori, perché se faccio il porto fuori devo fare un porto mega galattico. Perché lo devo fare? Perché se io devo portare i container a Venezia, no, e non ci posso più entrare, devo fare un sistema di contenimento dei container. Questo è, diciamo, un problema ancora più grande, perché se io porto i container fino a un porto offshore, li scarico, li ricarico su delle chiatte e le porto dentro a Venezia, nessuno verrà a portare il container a Venezia. Ecco, quindi queste cose sono bellissime, ma bisogna vedere il contesto territoriale di Venezia, quindi rispettare Venezia, rispettare la laguna, questa è la cosa fondamentale, e rispettare quella che è l'economia del territorio, perché non possiamo essere accecati senza un porto di questo tipo, anche perché abbiamo un'idrovia che non è mai stata terminata e va terminata. Se non c'è l'idrovia si può fare una ferrovia che arriva fino a Padova, che è fondamentale per lo sviluppo del territorio all'interno e lo sviluppo successivo invece delle linee ferroviarie che portino verso nord, perché abbiamo visto nella trasmissione precedente come Venezia, Trieste e Ravenna siano i porti più a nord che ha l'Europa, è il più facile scarico e trasporto verso l'Europa dei traghetti, delle linee che vengono dall'Oriente, e ormai sono tante, perché ormai la Cina è importante e il collegamento cinese è importante. Parleremo alla prossima trasmissione anche di Marco Polo. Allora lì comunque bisogna fare, secondo me, una proprio diversificazione di utilizzo. Bisogna fare un piano generale, territoriale e anche italiano. Esatto. Dopodiché bisogna stabilire come si fa. Esatto, perché sicuramente diciamo che per le navi passeggeri ci sono delle alternative fuori dalla laguna. Per le petroliere, che ormai sono pochine che arrivano a Venezia, perché prima arrivavano le grandi petroliere, cioè adesso ne arrivano pochissime, si può fare tranquillamente con delle boe fuori la laguna e mandare il petrolio dentro fuori attraverso le pipeline. Sì, però mi consenta una cattiveria, le cose non succedono mai per caso in questi casi. C'è già un progetto autostradale e ferroviario che parte da un porto vicino a Roma e che porterà poi tutti i container verso Venezia e verso nord, e dietro pare, si mormori, che ci sia qualche no? Qualche cupola che è molto interessata a questo progetto. Certo. Ecco, allora l'abbiamo detta tutta. Vogliamo accecare Venezia con questo progetto offshore, va bene per le navi, grandi navi da passeggeri, ma non va bene per le navi per portacontainer. Se io tolgo le navi portacontainer ho bisogno di un altro porto, guarda caso c'è già un progetto, una parte della strada è già stata fatta, e allora cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno privando di una risorsa fondamentale solo perché ci sono dei camorristi, degli andranghetisti che sono interessati a questa situazione. E così l'abbiamo detta ai nostri telespettatori, l'anno è cominciato e speriamo invece che muti questa rotta e che per Venezia si faccia un progetto globale di tutte quelle che sono le esigenze di Venezia, di Chioggia e del retroterra, dopodiché, siccome è possibile farlo, lo si può fare, e dopodiché si abbandonano progetti strani
che non servono a niente, servono soltanto per fare Infatti, riciclare diciamo denaro di persone poco simpatiche. Noi sappiamo benissimo che dove ci sono i soldi li arrivano. Ecco, non è che... Peraltro poi Venezia, visto che noi non siamo capaci di gestire i fondi europei, perché non riusciamo mai a fare dei progetti, noi diamo i soldi all'Europa ma non riusciamo mai a recuperarli sotto forma di progetto, facciamo questo progetto e l'Europa è obbligata a darceli. E avremo un porto veneziano che sia degno di Marco Polo. Sì, che però deve essere, ripeto, fatto in maniera razionale. Certo. Cioè, nel senso che bisogna scindere quelle che sono le esigenze del passeggero, dalle esigenze del petrolio e dalle esigenze del container. Ora io ho visto che c'era un progetto di cui ho soltanto sentito parlare, di un pontile 3-4 chilometri collegato a terra però, quindi al sud del Po, quindi che non... Cioè, bisogna, per il container secondo me, anche se Costa dice che col suo sistema di handling eccetera eccetera e con le chiatte in laguna riusciva a rendere efficiente questa cosa, ma per me una rottura di carico nel trasferimento di container dalla nave all'utilizzatore è una mannaia. Certo. Cioè, vuol dire chiudere il porto di Venezia anche se lo lasciamo aperto. Va bene, adesso però il tempo fugge e auguriamo, visto che siamo al primo dell'anno, auguriamo ai nostri telespettatori un felice anno, che questo Covid ci abbandoni e che torniamo a vivere insieme. Grazie ingegnere e le auguro sto mandando gli auguri del 2021 coronavirus free. Speriamo di riuscirci. Grazie allora all'ingegner Vitella. Grazie a voi. I nostri telespettatori invece un attimo di pubblicità e torniamo subito perché il 2021 sarà forse anche l'anno di Joe Biden, ma è ancora tutto da vedere. Adesso parleremo appunto di Trump e di Joe Biden, a tra poco.